Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella piccola live slash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che mi contattano per il semplice fatto che magari hanno visto qualche video o qualche scritta sui vari social e mi chiedono se vale o meno fare quel rituale da soli e via dicendo. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legado, del canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove in Face sapete che stiamo rilanciando il gruppo di radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo, in cui siamo più o meno 1200 amicizie, in cui il Legare Maledetto Veneziano postano regolarmente degli input per aiutare le persone nel cammino esoterico. In più vi chiedo anche di unirvi a Telegram, anche perché c'è una novità. D'ora in avanti nei miei live chi mi contatta telefonicamente via Telegram solamente in quella mezz'ora può superare quelle persone che hanno magari fatto la scritta ma non mi contattano. Questo perché? Perché mi è capitato ultimamente le persone giustamente che arrivavano, magari sono nuove, hanno problemi di lavoro, vogliono avere delle informazioni e si lamentano perché non riesco a rispondere in questa mezz'ora. Mezz'ora è già tanto ogni giorno che do gratuitamente alle persone. Se invece volete un consulto a pagamento sono 20 euro 45 minuti pagabili tramite PayPal sempre su Telegram. Bene, più vi ricordo che nel sito capitano.intervista.org qui sotto abbiamo il link per raggiungerci, ci sono più o meno 20 ebook gratuiti di radionica radiostesia con qualche book di lettura della mano, no? Che il vostro marietto ha fatto più o meno 6-7 anni fa. E c'è anche una sezione shop dove il decano marietto veneziano propongono i servizi a pagamento. Bene, il numero per poter raggiungermi durante le live gratuite è qui sopra, questo qui che voi vedete in Telegram, questo servirà a quelle persone che magari in ritardo vogliono contattarmi via Telegram per fare una domanda in diretta e quella è gratuita, se no a pagamento, 20 euro 45 minuti pagabili tramite PayPal. Bene, rispondiamo allora a quelle persone che ultimamente, ma più spesso, magari si intrufolano in qualche gruppo, leggono qualche rituale un po' casareccio e poi mi chiedono se hanno fatto bene o fatto male. Allora, quando si inizia a fare un rituale, vi ho sempre spiegato che al di là del materiale che si usa, bisogna avere anche delle protezioni. Bisogna avere delle protezioni molto importanti per il semplice fatto che non si sa mai a chi ci si collega, a chi si aggancia. E quindi di conseguenza, se non si hanno delle protezioni, non si è dentro un cerchio magico o non si costruisce un cerchio di fuoco o un ovetto colorato, si ha sempre il pericolo di avere quello che viene chiamato tecnicamente un rinculo, che chiaramente è la persona che viene agganciata con qualsiasi tipo di rituale. Può avere il campo aurico fortissimo o avere delle entità che si collegano poi. No? Questo vale sia per quelle paroline che vengono ripetute a mantra, sia per rituali anche semplici con le candele che si trovano, tipo quelle da massaia del bollito, no? Che chiaramente fanno anche dei danni. Dei danni che non si vedono subito, ma magari si vedono dopo 15 anni. Io ho avuto alcuni clienti che effettivamente stanno ancora pagando i problemi che magari 5-6 anni fa incautamente hanno iniziato a fare qualche rituale così perché sembrava che non fosse importante, nella realtà avevano aperto delle porte eteriche ed erano entrati dei piccoli geni, ma loro a quel tempo lì erano mancanti di conoscenza e non si rendevano conto del danno che stavano facendo a loro e ai loro vicini. Poi rispondo anche una mia amicizia che mi parla sempre e mi chiede, ma tu parli sempre di questo filo arrotolato che praticamente crea più danni che utilità. Allora, quel filo arrotolato di ferro da New Age che c'è negli ultimi 15 anni, certo che va bene se utilizzato 1 o 2 ore al giorno, no? Ma quando viene utilizzato per più di un mese, questo matasso energetico che poi è una macchina vibrazionale eterica, praticamente rischia di bruciare il campo eterico delle persone. Quindi bisogna sempre stare attento. In più c'è la moda di mettere dentro più nomi e cognomi di donne e uomini messi assieme per creare dei ravvicinamenti, poi magari anche con delle paroline, sapete queste paroline che si ripetono mantra, beh, lì si crea una macedonia vibrazionale che chiaramente crea dei danni che non si possono ancora quantificare, no?
Però nella realtà io ho visto già gente, no, che magari 5-6 anni fa viaggiava in quella direzione che effettivamente oggigiorno ha delle situazioni difficili e pesanti da risolvere. E una parte è dovuta anche a queste problematiche qua. Bene, io per il momento vi ringrazio, vi dico ancora ogni sera sul canale YouTube Le Manette Venziano alle 18:30, il Marietto è con voi mezz'oretta per rispondere con le sibille e il pendolino alle vostre domande. Vi ricordo che qui sopra c'è il numero, lo vedete questo numero qui, no? In Telegram per chi arriva tardi o vuole in un certo senso essere aiutato per situazioni veramente importanti, gratis, chiaramente solo in questa mezz'ora, no? Può contattarmi a questo numero che vedete qui sopra e chiaramente io sarò ben lieto di rispondere in diretta così che anche le altre persone possano sentire. Se invece volete un consulto a pagamento, 20, 20 euro, 45 minuti pagabili su PayPal. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.